Due droga shop nel centro di Verona li hanno scoperti gli agenti della questura che per oltre un mese hanno passato al setaccio la città nell'ambito di una vasta operazione contro il microspaccio di droghe leggere. Piazze di spaccio, questo è il nome del progetto coordinato dallo SCO, il Servizio Centrale Operativo della Polizia, ha portato all'arresto di 5 spacciatori, tra cui un nigeriano trovato con quasi 1 chilo di marijuana in un appartamento regolarmente affittato, con 8 persone sul divano a fumare droga e 8 in coda pronte per entrare. Caso simile in un garage del centro gestito da un sardo, dove venivano servite droghe leggere, metadone e anche qualche dose di cocaina. In totale 7 le persone arrestate, 66 quelle denunciate, quasi 900 quelle sottoposte a controlli. Un mese intenso di controlli su zone ovviamente scelte da noi in base a pregresse attività investigative e soprattutto anche sulla base delle indicazioni che i veronesi continuano a fornirci in maniera puntuale. Fondamentale la collaborazione dei cittadini che hanno segnalato con esposti anonimi e firmati situazioni anomale o particolari, oltre all'attività preventiva fatta dalla polizia, segnalati anche oltre una decina di assuntori. La preoccupazione nostra ovviamente è sempre finalizzata ad aver cura anche dei consumatori. Sono stati diversi anche le persone deferite segnalate alla prefettura e ahimè ritorniamo sempre su una media età molto bassa. Controllati anche numerosi locali con 2 obiettivi: la vendita di alcolici ai minori e la normativa sui giochi. In totale elevate multe per 40.000 euro.